Assessore Attardo, ci sono delle importanti novità per i cittadini favaresi. Secondo la vostra amministrazione comunale il canone di depurazione non va pagato. Sì, noi già in campagna elettorale sapevamo che c'era qualche cosa che non andava per quanto riguarda il depuratore, quindi non appena insediati abbiamo subito chiesto un accertamento all'Agenzia regionale del controllo del territorio, all'ARPA. Sono arrivate le analisi a settembre e da lì si evinceva che il depuratore non svolge completamente il proprio funzionamento. E per quello subito ci siamo attivati attraverso un nostro avvocato e corredata anche con la copia del sequestro del depuratore fatto a febbraio 2016 da parte del NOE, e con tutti i documenti alla mano è arrivato il momento in cui abbiamo finalmente potuto diffidare i dirigenti acque per il non inserimento nella bolletta a venire del canone di depurazione, perché la depurazione non avviene, è un servizio e pertanto per legge costituzionale se non viene erogato il servizio non va pagato, e quindi aspetteremo risposte da parte degli dirigenti acque. Ed inoltre, visto che è dimostrato dalla documentazione che abbiamo, già fin dal 2011 il depuratore non ha mai svolto le dovute funzioni, anche perché la Girgenti Acque non aveva un'autorizzazione allo scarico da parte della regione siciliana. I cittadini possono chiedere il rimborso di queste somme scaricando o dal nostro sito del comune di Favara il modello già prestampato, quindi basta semplicemente compilarlo, o a giorni metteremo anche un ufficio in cui metteremo a disposizione questi moduli, in cui la gente potrà compilarlo, recarsi o in un'associazione di consumatori dove verranno assistiti, o un semplice avvocato, e fare ricorso attraverso il giudice di pace. E quindi speriamo che questo sia l'inizio di una rivalsa per chiedere tutte le inadempienze che questo ente ha fatto durante questi lunghi anni, e far riportare un sentore di giustizia fra i cittadini che molto spesso si sentono vessati da questo ente. Quindi dalla prossima bolletta non ci sarà più il canone? Aspettiamo notizie da parte di Girgenti Acque, perché l'avvocato Ribaudo, il nostro avvocato, ha mandato la diffida, aspetteremo loro risposte e poi ci comporteremo di conseguenza in base a quello che ci diranno.